E allora 200 rana femminili, prima serie, chiara favorita Francesca Fangio in corsia 4, bella prestazione già ieri nella gara dei 100. Oggi la sua gara preferita, quella dei 200, lei in questa prova è la terza di sempre in Italia, 2:21 e 22 il suo primato personale ottenuto agli assoluti del 2018. 33,05 subito davanti la Fangio su Lisa Angiolini, 34,68 e Laura Mazzotta 35,33. Angiolini per Virtus Buonconvento, finalista in più occasioni ai campionati assoluti, e Mazzotta per l'Hydros, specialista proprio dei 200 rana, medagliata in carriera non la passata stagione ma nelle precedenti ai categoria di Roma. Si prosegue con i 50 farfalla ragazzi, la prossima è l'8ª serie. Sono alla partenza alla 1 Angelo Dal Grande, alla 2 Alvise De Feo, in corsia numero 3 Matteo De Benetti, alla 4 Davide Gattolini, in 5 Nicola Zena, alla 6 Alvise Vassalini, in 7 Vittorio Zaccaria, alla 8 Giovanni De Pieri. Francesca Fangio 1,8,75, 35,70 i suoi secondi 50. Lisa Angiolini 38,25, Laura Mazzotta 38,50. Francesca Fangio, 4 titoli italiani assoluti in carriera, ha preso parte a 2 edizioni dei campionati europei di vasca lunga, l'estate scorsa alle Universiadi di Napoli, doppia finale, intanto 36,58, siamo su una grande prestazione anche questa mattina. Angiolini 38,72, Mazzotta 39,93. Ultima vasca quindi per Francesca Fangio, davvero un grande tempo in arrivo qui al meeting di Halloween. Ultime bracciate quindi per aggiudicarsi questa prima serie. 2:22,37. 2:22,37, davvero grande prestazione per solo 2 decimi, non si tratta di tempo per gli europei di vasca corta, però ci sarà modo magari nelle prossime occasioni. Comunque complimenti, davvero gran bella gara in questa fase di stagione. La vittoria Francesca Fangio, seconda Angiolini 2:30,09, Beatrice Mascotto 2:33,44.